Dopo una lunga trattativa, la Regione sottoscrive l'accordo con i medici di base. Saranno loro a vaccinare i 163.000 ottantenni. Novembre è stato il mese peggiore per la pandemia in Calabria, picco di contagi e più morti. Dal 24 gennaio in poi si è registrato un significativo calo dei casi. Piccolo significativo passo in avanti nell'avvertenza delle Terme Luigiane. I sindacati ricevuti in regione l'impegno di un incontro con i sindaci per la prossima settimana. A distanza di un mese dalla frana che ha ostruito la strada d'accesso nel centro storico di Amantea, nulla è stato fatto. Protestano i cittadini che chiedono alla regione un intervento urgente. Irto, candidato del PD alla presidenza della regione, ha proposto un percorso comune a De Magistris, ma il sindaco di Napoli ha risposto picche: non mi ritiro. Falcomatà incontra il presidente della SACA, l'obiettivo rilanciare l'aeroporto dello Stretto. Basta promesse, aspettiamo i fatti, ha detto il sindaco di Reggio. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, lo ha confermato proprio ai nostri microfoni il segretario regionale del sindacato medici di base. Saranno proprio i medici di famiglia a vaccinare gli ultra ottantenni in Calabria, l'accordo proprio definito in regione. Vediamo. Finalmente l'accordo c'è, i medici di base vaccineranno gli ultra ottantenni. Il segretario regionale del sindacato dei medici di base Rosa Albino Cerra conferma la notizia e che il tutto avverrà il più presto possibile. La notizia è che ci siamo sentiti stamattina con il dottor Belcastro e con il commissario Longo e abbiamo sostanzialmente concordato di firmare quanto ci siamo detti verbalmente. Quindi formalmente la firma ancora non c'è, ma ci siamo chiariti le idee. E le idee è che benché la medicina generale, i medici di medicina generale in questa fase nel piano sanitario nazionale non sarebbero stati interessati e anche nel piano sanitario regionale non erano interessati in questa fase di vaccinazione degli anziani, la necessità di velocizzare i tempi ci porta a volontariamente a partecipare a questa vaccinazione, preferibilmente nei centri vaccinali dove i nostri pazienti potranno essere vaccinati in tutta sicurezza. E un'altra cosa importante è che siamo riusciti ad ottenere che potessero rivolgersi ad un numero telefonico e chiaramente non come in altre regioni ad un sito web. Ma come bisognerà prenotarsi? I tempi stringono e la nostra regione è in ritardo. Abbiamo trovato una soluzione molto pratica: la persona anziana e il suo familiare telefonerà a questo numero che sarà pubblicizzato anche grazie ai medici di medicina generale e questo operatore telefonico indicherà al paziente quale giorno dovrà recarsi, perché in quel giorno troverà il suo medico. In questo step si parla di persone ultra ottantenni. Lo step successivo sarà per l'altra popolazione, però se avranno bisogno di noi siamo sempre a disposizione, ma in questo momento noi interveniamo per i pazienti che hanno un'età superiore agli 80 anni. Quando si partirà? Cerra dice siamo pronti e per coloro che non potranno recarsi nei centri stabiliti c'è la possibilità di vaccinarsi direttamente a domicilio. Ci siamo perché la maggior parte dei distretti si sono attivati insieme ai sindaci, c'è stata una catena di solidarietà di rete, dico io, no? Questo mi fa molto piacere per la nostra regione. Non parliamo sempre male dei calabresi, perché non è vero così. Siamo stati, abbastanza bravi. Stiamo attivando tutti quanti i centri vaccinali, perché chiaramente adesso erano pochi, hanno vaccinato solamente gli operatori della sanità. Adesso che ci apprestiamo a vaccinare tutta la popolazione, quei centri diventerebbero insufficienti, quindi abbiamo necessità di avere più centri vaccinali, per cui in ogni paesino o gruppo di paesini si identificherà un centro vaccinale dove i cittadini potranno andare in prossimità chiaramente delle loro abitazioni e quindi saranno facilitati da questo punto di vista.
Sul fronte dei contagi c'è una situazione di stabilità, anzi oggi c'è una lieve crescita, ieri i casi erano 166, oggi sono 177, scendono i ricoveri in terapia intensiva, 4 le vittime, ma vediamo il bollettino nel dettaglio. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 2090 tamponi, 177 i nuovi contagi, in particolare 22 a Cosenza, 20 a Catanzaro, 11 a Crotone, 61 a Vibo, 63 a Reggio. Nella nostra regione oggi i ricoveri sono 173, 15 terapia intensiva, 4 i decessi. Per quanto riguarda il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali della Regione, ha aggiornato il report sulla pandemia in Calabria, il report chiaramente relativo al Covid-19, ed emerge che il contagio nella nostra regione si è propagato in 2 specifiche ondate. La seconda ha avuto il suo culmine nel mese di novembre 2020. Dal mese di gennaio invece i numeri sono in calo e funzionano dunque le misure messe in campo a livello nazionale e regionale. Vediamo. La pandemia in Calabria ha già avuto 2 ondate. La prima è la primavera 2020, tenuta a bada dalle misure drastiche intraprese a livello nazionale che hanno bloccato sul nascere l'avanzata del contagio nella nostra regione. L'altra, iniziata nell'autunno 2020. È una delle risultanze del report emergenza Covid-19 redatto dal Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Sociosanitari della Regione. Nella seconda fase, l'andamento dei casi attivi ha raggiunto, dopo quello di marzo-aprile, un secondo massimo di espansione nella terza decade del mese di novembre. Si è trattato di un periodo molto più intenso e degli effetti più gravi, con maggiore pressione sulle strutture ospedaliere e maggior numero di vittime, ad oggi 659 sul territorio regionale. A partire dalla terza decade di novembre si è osservato un primo decremento fino alla terza decade del mese di dicembre. Successivamente si è assistito a un nuovo incremento dei casi attivi fino al 24 gennaio, con un massimo di 10.405. Dal 24 gennaio, anche grazie alle misure nazionali e regionali poste in essere, si è registrato un decremento costante dei casi attivi nel territorio regionale, che al 7 febbraio si attestavano sul valore di 7.803 casi, con trend in ulteriore diminuzione. Ci avviciniamo alla data in cui tutto ha avuto inizio nella nostra regione, ossia il 28 febbraio, quasi un anno fa, l'accertamento del primo caso nella nostra regione. Il report analizza anche i dati aggiornati dal 7 febbraio 2021, osservando il trend regionale delle ultime 2 settimane, a partire dal 25 gennaio, periodo in cui si è registrato un sensibile decremento nella percentuale di casi confermati sui test effettuati, 7,71% nell'ultima settimana. Per quanto riguarda i casi confermati su 100.000 abitanti, 74,17%, e anche per i casi in valore assoluto, 1.444 nell'ultima settimana. Il valore di RT è stato di 0,81 nella settimana di monitoraggio dall'1 al 7 febbraio. Gli indicatori confermano il trend in diminuzione anche nella settimana 8-14 febbraio 2021 e collocano la Calabria in zona gialla da scenario di tipo 1 e rischio basso. Vaccini e scuola ancora non ci sono indicazioni precise, ma la proposta del presidente facente funzioni Nino Spirli fa discutere e divide. Vediamo. Qualche istante. Scuola e vaccini, la proposta del presidente facente funzioni della regione Nino Spirli di chiudere 2 settimane gli istituti permettendo la somministrazione dei vaccini al personale trova il dissenso dei sindacati e il consenso del comitato Scuole Sicure INDAD. La priorità adesso, e si deve solo ed esclusivamente parlare di priorità, è quella di pensare effettivamente di mettere in sicurezza le scuole, quindi per scuole intendo tutto il mondo scolastico che ruota intorno. È stata la proposta del presidente Spirli, finalmente una proposta concreta, arriva promotore, si è fatto promotore di una proposta concreta che deve essere immediatamente posta in essere, quindi è avviata proprio tutta quella catena di solidarietà al fine di non creare inconvenienti che possano ritardare o rimandare un'attività che deve essere compiuta subito.
Sulla organizzazione è importante organizzare, perché la vaccinazione in ambito scolastico è un'attività spiegata molto chiaramente dal Presidente della Regione, complessa, e per non andare ad intaccare una sanità, come l'ha definita lui, ferita, e quindi ad aggravare e creare ulteriore disagio, ha previsto di portare avanti questa attività con la chiusura delle attività didattiche. Noi riteniamo, e questo è un invito che facciamo a tutte le associazioni di categoria che sicuramente avranno a cuore la questione delle sicurezze dei luoghi di lavoro dei lavoratori che loro rappresentano, di accelerare questo processo e senza, diciamo, creare situazioni che possano invece rallentare un'attività che deve essere veloce. Bene. Il nostro gruppo è un gruppo regionale, ci sono molti docenti che oggi mi pregio di rappresentare, i quali hanno a cuore la salute personale delle famiglie e anche degli alunni. La vertenza delle Terme Luigiane, col fiato sospeso più di 200 lavoratori, la tensione è altissima. Oggi c'è stato un sit-in a Catanzaro nel piazzale della cittadella regionale e poi successivamente un incontro. I sindacati sono stati ricevuti proprio dai vertici della regione, un piccolo passo in avanti ma significativo per questa vertenza, e si prospetta un incontro anche con i sindaci per la prossima settimana. Vediamo. Vogliamo solo lavoro. La protesta dei lavoratori delle Terme Luigiane si è spostata questa mattina a Catanzaro. Sono circa 230 padri e madri di famiglia che rischiano di perdere il posto. Sono loro a pagare il prezzo più alto dello scontro in atto tra la Sateca e i sindaci di Guardia Piemontese e Acqua Appesa. Da tempo chiedono un intervento della Regione e oggi un primo risultato è stato raggiunto. Una delegazione è stata ricevuta dai vertici del Dipartimento regionale Sviluppo Economico. Per gli inizi della prossima settimana saranno convocati i sindaci di Guardia Piemontese e Acqua Appesa per cercare di trovare una soluzione alla complicata vertenza. I comuni, lo ricordiamo, hanno ripreso possesso dei beni nella disponibilità di Sateca, ma si attende ancora il nuovo bando per individuare il nuovo concessionario. Una cosa sostiene la Regione: in ogni caso non si possono interrompere i servizi, perché 430.000 prestazioni sanitarie, quindi date a anziani, tutta una serie di persone, e 32.000 presenze durante l'arco termale, sono numeri che mandano in tilt un'economia non di due paesi, che noi siamo già morti. Adesso stanno uccidendo una delle cose che funzionava benissimo e non si capisce perché. Non si capisce perché. Noi aspettiamo da parte dei sindaci il bando, che poi identificherà il soggetto che sarà quello che gestirà le terme per i prossimi 20 anni, 15 anni, quello che è. Allora, fino a quella data, perché non consentire all'attuale gestore di poter lavorare, ma finalizzato a garantire un servizio sanitario sul territorio e su tutta la Calabria e anche all'estero, perché le persone vengono anche da fuori, e non si capisce perché devono mettere in discussione 230 famiglie che lavorano da tanti anni, e quindi loro devono prendere atto di questa situazione e devono loro trovare una soluzione. Benissimo, la Sateca no, e dopo come facciamo? Di chiudere non si può chiudere, e questo l'ha affermata anche la Regione. Ci spostiamo ad Amantea, lo ricorderete, un mese fa il crollo nel centro storico in pieno giorno. Fortunatamente non ci sono stati feriti, però sono passati 30 giorni, nulla è cambiato, non ci sono stati degli interventi per sostenere gli abitanti di quella zona e quindi anche per, come dire, lasciare le strade libere dai detriti. Tutto questo non è avvenuto. Oggi la protesta dei cittadini, con loro anche il consigliere regionale Graziano De Natale. Vediamo.
Siamo ad Amantea, abbiamo effettuato un sit-in di protesta per portare all'attenzione degli organi preposti e in particolar modo della Regione Calabria di una situazione che ormai è dell'incredibile. A distanza di un mese nulla è cambiato, questa strada del centro storico cittadino di Amantea è bloccata, non è stata messa in sicurezza la montagna che è venuta giù, che ha provocato anche non solo il blocco della strada ma lo sfollamento di tante famiglie e quindi anche una crisi anche economica per le tante attività che insistono nel centro storico di Amantea. La nostra protesta serve per richiamare l'attenzione a quanti dovevano fare e fino a questo momento non hanno fatto, ma soprattutto per dire al prefetto di Cosenza di convocare un tavolo con la regione, con i commissari per porre l'attenzione e mettere in campo le iniziative adatte e idonee a risolvere una problematica che ha davvero dell'incredibile. Siamo nel 2021 e non è possibile che a distanza di un mese una strada ancora rimane bloccata con un costone di montagna che è venuto giù, ma soprattutto ancora di più non è stato messo in sicurezza un bellissimo angolo della città di Amantea. È una forma di protesta pacifica che però deve far riflettere quanti hanno funzioni di governo, che non è impossibile che in Calabria, mentre tutto viene giù, si resta nell'indifferenza generale. La politica adesso. Nicola Irto, candidato del PD alla presidenza della regione, ha proposto un percorso comune a De Magistris, il sindaco di Napoli, ma quest'ultimo sostanzialmente ha risposto picche e dice: non mi ritiro, vediamo. La notizia politica di oggi è l'indisponibilità di De Magistris all'ammiccamento di Nicola Irto, il quale prima di accettare la candidatura propostagli dal Partito Democratico ha voluto verificare la possibilità di un percorso comune con il sindaco di Napoli. Tradotto significa: vediamo se fa un passo indietro. La risposta di quest'ultimo è tagliente: non è possibile e nemmeno pensabile. Capitolo chiuso? La risposta di De Magistris va in questa direzione, anche se in politica mai dire mai. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Sarà interessante sapere se Irto accetterà ugualmente la candidatura oppure no. Procede invece a ritmo sostenuto l'avanzata di Roberto Occhiuto, che dopo aver incassato l'indicazione di Forza Italia ha scelto la Calabria per il suo impegno politico presente e futuro, rinunciando al ruolo di capogruppo alla Camera, aspetta la riunione della coalizione per l'ufficialità della candidatura. Insomma, comincia piano piano a delinearsi lo scenario calabrese, ammesso che si voti il prossimo 11 di aprile. Molto dipenderà dall'andamento della pandemia e dalla complessa operazione della vaccinazione, che in Calabria lascia molto a desiderare. Siamo alla cronaca con un sequestro della Guardia di Finanza di Catanzaro a Cropani. Vediamo. 9 fabbricati, una ditta individuale operante nel settore agricolo, quote di capitale relative ad una società a responsabilità limitata di Cropani operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, 2 autovetture e diversi rapporti bancari e finanziari per un valore di oltre 1.200.000 euro. Sono i beni riconducibili al clan Trapasso di Cutro sequestrati dai finanzieri di Catanzaro. Destinatari della misura sono Giovanni Trapasso e i figli Leonardo e Tommaso. I 3 erano stati coinvolti nell'operazione di polizia denominata Borderland, culminata nel 2016 con l'esecuzione di numerosi arresti e che aveva consentito di smantellare la cosca egemone sul territorio di confine tra la provincia di Catanzaro e quella di Crotone. Le indagini coordinate alla DDA di Catanzaro hanno documentato il ruolo di assoluto rilievo dei Trapasso nel panorama delle consorterie mafiose dell'area, una cosca che operava in stretta connessione con le compagini dei Grandi Aracri di Cutro e dei Farao Marincola di Cirommarina e che vantava solidi rapporti con le più influenti cosche della regione. L'organizzazione dei Trapasso è risultata particolarmente attiva nelle estorsioni ai danni di numerosi imprenditori operanti nell'Alto Ionio catanzarese e nella provincia crotonese. In primo e secondo grado i 3 erano stati condannati per associazione mafiosa, estorsione e violazione della legge sulle armi. Con il sequestro di oggi è stato colpito il potere economico del clan di Cutro. Le indagini patrimoniali condotte dagli investigatori del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, hanno consentito di ricostruire in capo ai 3 ingenti patrimoni i cui valori sono risultati sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dagli stessi e dai loro familiari.
Ci spostiamo a Reggio, dove il sindaco Falco Matà ha incontrato il presidente della Sacal, obiettivo quello di rilanciare l'aeroporto dello Stretto. Vediamo. Un incontro molto cordiale, molto proficuo. Stiamo continuando a seguire tutte quelle che sono le evoluzioni rispetto al nostro aeroporto, dai lavori sulle infrastrutture al piano industriale e quindi a tutte le attività sui voli da e per Reggio Calabria che una volta conclusa la pandemia la Sacal sta mettendo a punto. Ringrazio il Presidente Demetrio perché il dialogo con la città metropolitana è costante e naturalmente anche in questa sede si è confermata la disponibilità e la volontà da parte della città metropolitana a fare di tutto affinché l'aeroporto dello Stretto possa tornare a livelli di attività importanti che consentano di spostarsi quotidianamente da e per Reggio Calabria per tutti i motivi, insomma, di lavoro, di salute, di turismo che ci possono essere. Abbiamo un percorso importante da fare per sviluppare l'aeroporto di Reggio. Credo che ci siano le condizioni per avere nell'evoluzione un'infrastruttura all'altezza di questo territorio e uno sviluppo del traffico e quindi del numero dei passeggeri e dei voli, anche questo all'altezza di questo bellissimo territorio. Abbiamo un lungo lavoro da fare e sono certo che riusciremo a farlo bene. Un importante progetto di digitalizzazione interesserà l'Istituto Comprensivo di Via Milelli. Parliamo chiaramente della città dei Bruzzi. Vediamo. L'Istituto Comprensivo di Via Milelli, unica scuola in Calabria, è entrato ufficialmente nel mondo delle Apple Distinguished School. Non a caso parte da questa scuola, perché è una scuola al centro tra la città storica e la città nuova. Questa abbraccia un largo hinterland, quindi questa digitalizzazione, questo proiettare i ragazzi nel futuro sicuramente ha una importanza incredibile. Un progetto importante in cui dirigenti e insegnanti condividono una nuova metodologia per favorire l'apprendimento degli allievi, offrendo un ambiente didattico in cui la tecnologia ha un ruolo di primo piano. Abbiamo la fortuna di aver ricevuto questo finanziamento, questo investimento del MIUR sulla povertà educativa e quindi l'affiancamento di una scuola che è una punta di eccellenza a livello nazionale, che ha portato tutto lo staff dei formatori e sono con noi da sabato scorso in una full immersion che ci vede in formazione teorica e in pratica laboratoriale anche nelle classi. In collaborazione con Tutto Scuola abbiamo realizzato un progetto di trasformazione digitale e abbiamo aderito ad un bando del Ministero dell'Istruzione sulla povertà educativa. Quindi abbiamo portato qui a Cosenza, grazie anche alla lungimiranza dell'amministrazione comunale, un progetto di trasformazione digitale, non solo per quanto riguarda la strumentazione tecnologica, ma soprattutto per quanto riguarda la formazione del personale sulle metodologie didattiche innovative. Una nuova forma di didattica interdisciplinare in cui iPad e Mac diventano gli strumenti con cui ispirare gli studenti ad essere creativi, aiutandoli a sviluppare capacità di collaborazione e pensiero critico. I bambini e le bambine sono diversi da come eravamo noi. Loro hanno bisogno di fare delle cose che durano poco, che siano molto pratiche, con cui possono avere un contatto diretto, e questo metodo che è stato introdotto in questa settimana qui a Cosenza utilizza proprio questa nuova tecnologia. Una nuova idea di scuola, non solo quella di utilizzare gli strumenti tecnologici digitali, ma di lavorare con questi in un percorso completamente ribaltato, dove i ragazzi sperimentano, dove non sono solo seduti, ma ricercano, fanno delle attività che poi gli rimangono sicuramente più impresse. Insomma, c'è dietro non soltanto la fornitura delle attrezzature digitali, ma anche la formazione. In coda al nostro TG, come di consueto, le notizie dalla borsa.
Seduta in rialzo per le borse europee, sostenute dall'andamento di Wall Street e dai dati positivi sull'attività manifatturiera. Gli operatori tornano a scommettere sulla ripresa, con focus sulle trimestrali delle società e sui segnali provenienti dall'agenda macroeconomica, dopo una settimana caratterizzata dai timori per il rialzo dei tassi e l'incremento della pressione sui prezzi. Il Fondo Monetario Internazionale ha comunque sottolineato che il rischio connesso all'inflazione negli USA è basso, anche con l'approvazione del piano di stimoli da 1.900 miliardi dell'amministrazione Biden. Indicazioni in chiaroscuro invece dagli ultimi dati macro, tra cui il crollo delle vendite al dettaglio del Regno Unito a gennaio e la contrazione al terziario nell'Eurozona a febbraio, nonostante il buon andamento del settore manifatturiero soprattutto in Germania e Francia. Così il FTSE MIB di Milano chiude il rialzo dello 0,9%, bene anche l'Ibex 35 di Madrid a più 1,3%, il DAX di Francoforte e il CAC 40 di Parigi a più 0,8%, il FTSE 100 di Londra a più 0,1%. Oltre oceano recuperano terreno il Dow Jones e l'S&P 500 a più 0,4% e il Nasdaq a più 0,8%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,214 e il dollaro-yen viaggia in lieve calo a 105,6. Tra le materie prime in calo le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,9% a $63,4, il WTI a meno 1,5% a $59,6. Sull'obbligazionario il BTP Bund si riduce a 93 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,62% dopo il voto di fiducia al governo Draghi. Tornando a Piazza Affari, in evidenza Leonardo a più 10,05% sulle indiscrezioni relative ad un'accelerazione del piano per quotare la controllata DRS. La società ha confermato le valutazioni in corso, ma ha precisato di non aver ancora preso una decisione. In rialzo anche Moncler a più 5,4% in scia ai conti 2020 pubblicati ieri sera. Bene anche CNH a più 4,2% dopo i conti dell'americana Deere. Positiva Eni a più 1,1% dopo la pubblicazione dei conti e l'aggiornamento del piano strategico 2021-2024. In calo invece Diasorin a meno 5,2%, complici le notizie positive sui nuovi approvvigionamenti dei vaccini anti-Covid dell'UE e l'intenzione del nuovo esecutivo di accelerare il piano di immunizzazione in Italia. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, grazie alla presenza di un robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, raggiungerà i suoi massimi. L'arrivo dell'anticiclone ci farà assaporare un assaggio di primavera, infatti le temperature massime raggiungeranno valori intorno ai 20 gradi nelle zone vallive e sui litorali. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature in ulteriore lieve rialzo. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente calmi o poco mossi, con venti deboli di direzione meridionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia ad Enzo Leonetti, messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.